Centro anch'io, centro anch'io. Amiche e amici, ben ritrovati. Tra gli svariati tesori conservati nel Museo di Santa Giulia c'è anche un segnacolo cilindrico con ritratti. Guardatelo, e poi il nostro proverbio. Rinvenuto nell'orto dei Benedettini presso la chiesa di San Faustino, questo segnacolo cilindrico presenta un'edicola con timpano e le tracce di grappe ai lati delle colonnine indica probabilmente l'originaria presenza di due ante in legno. All'interno sono i ritratti della coppia di defunti, secondo la tradizione che vedeva le maschere in cera con i tratti fisionomici degli antenati custodite in un armadio nell'atrio della domus. Unite da nastri rossi, il colore degli dei, e dotate di etichette con i nomi, rappresentavano l'albero genealogico della famiglia. Esse venivano indossate durante i funerali per renderli partecipi del dolore dei vivi e venerate come gli dei penati. Bene, rieccoci qui, sentite il proverbio di oggi. Quando scec ista mia quiec, le sei che cambia il tip. Qui di bimbi che si agitano non ce ne sono, speriamo che il tempo ci assista. Andiamo a cercare qualcuno. Mattia, studente universitario, cosa studi? Giurisprudenza. Cazzo, Mattia, ragazzi, bisogna stare sull'attenti, Andiamo bene con gli esami? Sì, dai, più o meno. Siamo quasi al passo. Ma sì, dai, tanto paga tutto, mamma, che te frega, Mattia. Quando scec ista mia quiec, le sei che cambia il tip, ovvero? Quando i ragazzi non stanno tranquilli, è segno che cambia il tempo. Sì, funziona così secondo te? È vero? No, è giusto la traduzione? Sì. Tu no, non ti chiedo se sei sposato, no, non credo, bimbi non ne hai. No. Però quando eri piccoletto magari, ti muovevi, ti agitavi e la mamma diceva sta bu Mattia, altrimenti cambia il Ma tempo. io ero tranquillo, un ragazzo tranquillo. Ah, quando invece hai deciso di cambiare vita? Sei ancora Sono sempre stato tranquillo. Quando? I Scec. ciechi sta mia qui. Ah, mannaggia. Vabbè. Sen che cambia il tempo. L'orto, la No, questa, solo questo. quando i sec stanno mica quen le che cambia il tempo. Vabbè, secondo me in giapponese però riesci bene tu e dovresti iniziare a studiarlo. Grazie, saluti alla Sardegna. Grazie a voi, ciao. Quando i ragazzi... Sì. Sta mia quiec. E qui non lo so cosa vuol dire. Che non stanno tranquilli, che non stanno buoni. Ok, Lei sai che cambia il tempo. non cambia il tempo. Anche a te succede che quando il giorno prima che arrivi un brutto tempo, il temporale così, tu... Sì. Perché sei una scitina anche tu, giovane. E allora la spieghiamo subito. Quando ci sta mia quiec, le sei che cambia il tempo. Succede un po' in tante case dove ci sono bambini di una certa età, piccoletti, che si muovono, sono entusiasti, sono indisciplinati, sono molto vivaci. E davvero cambia il tempo quando succede questo? I bambini generalmente sono sempre un po' così. Quindi grazie ancora per il vostro affetto e la vostra simpatia. Ci sono i nostri ragazzi che interroghiamo subito. Alla prossima per voi. Ciao. Ciao Lorenzo, ti piace l'artichoke? Lorenzo, non l'hai mai assaggiato? No, sicuro? L'artichoke è il carciofo. Centro anch'io.